libero. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Con Globo. A voi la linea. Grazie Natalia, i misteri dell'informatica moderna, signori, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Questi erano i Marcels con Blue Moon del 1961, in particolare perché stanotte all'1:20, attorno all'1:20 del mattino, ci sarà lo splashdown, Artemis 2 ammarerà al largo della costa di San Diego, California. C'è già una nave da guerra della Marina Militare Americana che è stata inviata in posizione. Lorenzo, ma tu l'hai seguito un po' Artemis? Allora, ti dico la verità, l'abbiamo seguita un po' troppo poco tutti. Io mi vado a vedere ogni tanto dov'è, le notizie, queste cose qua, però è passata, sembra un po' di rivivere. Non so se hai visto il film Apollo 13, no? Sì, Che esatto. a parte il disastro, vabbè, e poi il disastro che poi è diventato un gran successo di missione di salvataggio, no? Che è Sì. stato, però almeno nel film, poi non so com'è andata, però racconta nel film anche un po', diciamo, il fatto che si erano assuefatti i viaggi spaziali, queste cose qua, no? Che tipo dicono, gli tolgono la diretta e poi non è più in diretta. È vero. È un po' così, ci siamo abituati, no? A parte che invece il viaggio sulla Luna, insomma, dovrebbe essere una riscoperta, no? Di nuovo una corsa a qualcosa ancora di più tecnologico. Ora, con meno fondi di una volta magari, in proporzione, perché si spende molto meno per queste cose. Però sì, è un po', non ci stupiamo più di nulla, è un po' brutta questa cosa qua. Fra parentesi, sono quelle opere e quelle esplorazioni, dopo aver conquistato, diciamo, i poli che sono veramente delle sfide dell'essere umano. Sono passati i tempi di Amundsen e di Scott, no? E dovremmo Sì. un po' recuperare invece, adesso le sfide sono state dopo di loro, queste sfide epocali, no? Sulla la ricerca del polo, prima del polo nord, polo sud. Invece adesso sì, ci ritroviamo che la sfida è la Luna o altri spazi o sarà Marte, però non ci appassioniamo più, non ci stupiamo più, non guardiamo più il naso col naso all'insù, passano così come fossero tante notizie. Non lo so. Allora, io ti posso dire questo. Io intanto l'ho scritto su Italia Oggi, ho fatto una cronaca del lancio. Devo dirti che nel guardare in diretta il lancio ho sentito proprio l'entusiasmo, m'ha pigliato una botta d'entusiasmo quando ho visto che si sono messi in moto i motori della capsula e così via per il lancio. Cioè, ho capito che cos'erano gli anni '60, che cos'era l'entusiasmo di allora nell'idea di andare sulla Luna. Tant'è vero che mi sono messo a fare il tifo per quei motori, tra l'altro derivati dallo Space Shuttle. Io negli anni '80 da bambino avevo un modellino dello Shuttle, me l'aveva portato mio papà. E quindi mi sono messo a fare vai, cioè lo incitavo in piena notte a decollare. Ho cercato di seguire ovviamente tutta la missione. La cosa che io rimprovero a questo paese non è tanto l'assuefazione, quanto il fatto che si sia persa un'occasione d'oro, e difatti l'ho scritto ieri su Italia Oggi, un'occasione d'oro per invogliare i ragazzi alle materie STEM, cioè le materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
Ora, io non lo so quanti iscritti in più a matematica, ingegneria o biologia avrebbe portato questa missione in Italia, però non ho visto né un Artemis Day nelle scuole di questo paese, né tantomeno uno speciale della Rai dedicato al lancio. Tant'è vero che la sera del lancio Rai 1 faceva un film sentimentale, che io trovo una cosa imperdonabile per una rete che dice di essere di servizio pubblico, che per giunta sulla quale per giunta ogni italiano deve pagare il canone. Aggiungo un'altra cosa. Gli scienziati di Artemis perché sono degli scienziati questi astronauti, si sono collegati con la BBC, con la CBS, con ABC, hanno fatto collegamenti e trasmissioni in diretta dallo spazio. Ma tu prova a pensare un programma condotto da Alberto Angela, uno speciale Luna, con lui che intervista quelli di Artemis in diretta e i social che vengono presi d'assalto con le domande poste direttamente agli astronauti. Questo sarebbe stato qualcosa di straordinario. La Rai avrebbe fatto un botto di servizio pubblico e soprattutto avrebbe risvegliato l'interesse, anche perché vedo che ci sono troppi asini, perché tali sono, i quali usano uno strumento figlio della corsa allo spazio, che è lo smartphone che sto tenendo in mano adesso, ma anche la rete internet con cui noi due stiamo collegandoci alla radio per poter trasmettere con tecnologie digitali che sono tutte figlie di quella corsa allo spazio degli anni 60, i quali dicono che è tutta intelligenza artificiale, che sono tutte balle, che non è vero niente. Però vedi, questi qui sanno sempre quello che sta succedendo, ma non sanno mai perché succede, anche perché non riescono a rispondere a una domanda molto semplice. Se queste sono tutte balle, per quale motivo la Cina, che sta facendo la corsa allo spazio 2.0, non sputtana gli Stati Uniti d'America nei secoli a venire? Perché voglio dire, i taikonauti li stanno formando anche loro. Magari era anche quella lì una cosa pensata apposta e hanno fatto partire una cosa senza persone dentro, però io posso dirti che dall'osservatorio astronomico di Visseggi, che è sopra La Spezia, hanno visto passare il passaggio, hanno visto il passaggio di Artemis, quindi devo dire la verità, insomma, poi uno può andare a vedere il complottismo, ci piace, il complottismo ci piace anche su queste frequenze, siamo un po' lì, ci piace trovare un po' il mistero nel mistero del mistero, però ragazzi, poi se diamo spazio troppo alla fantasia, e poi soprattutto diventa un po' troppo anche cattivo, no? Tipo della serie, deve essere una cosa un po' no, dai, insomma, ci sta a volte pensare male, si fa peccato non ci si azzecca, ma però adesso cerchiamo un po' di ritornare con i piedi per terra e soprattutto di ascoltare chi è titolato anche su alcune cose. Io, ad esempio, di aerospazio, di queste cose non ne so tanto, cerco di documentarmi, ascolto chi ne sa più di me. Se dovessero parlare di acciughe, di biologia marina, magari qualcosa cerco di capirci di più, no? Sì, cerchiamo certo, un po' di fidarci un po' della gente che ha studiato, ha lavorato sulle cose. Non è che chi ha studiato, perché poi i più belli sono quelli su. Adesso ne sto seguendo, non è che sto seguendo, però sai quando ti fermi su Reel, il problema, quando ti fermi su Reel su Facebook, non so se l'hai visto, ma chiedo anche agli ascoltatori, ti succede che anche se vedi una cosa che non ti piace, però dici quanto è imbecille questo qua, e ci rimani e alla fine poi ti dà, perché poi si vede che l'applicazione, no, dice questo qua si è fermato lì, quindi li ripropongo quelli lì, e quindi mi vengono fuori questi terapiatisti, sono i più belli di tutti, i terapiatisti meravigliosi. Il terapiatista sostenere che la è il mio Terra sia piatta è il colmo. ragazzi. È il colmo, renditi conto, per giunta facendolo dallo smartphone, cioè l'evoluzione di un mezzo usato per la corsa alla Luna. È pazzesco, veramente. È pazzesco. Galileo Galilei è stato condannato a recitare i salmi per 2 anni di fila e dopo 6 mesi venne autorizzato. Stavo per dirtelo io. Venne autorizzato a farli recitare a sua figlia, che era suora e doveva recitarli di suo tutti i giorni. È stato condannato a questo perché un asino oggi potesse dire che la Terra è piatta. Ti rendi conto. Però detto questo, che te devo dire?
siamo No, ti così. ripeto, per me è stata una magnifica occasione persa per fare cultura. Sì. Mi vergogno di questo paese, mi vergogno soprattutto dei cosiddetti giornaloni, che addirittura ce n'è stato uno, non dirò quale per carità di patria, che ha ammannito 7 pagine sulla mancata qualificazione di 11 tizi strapagati al mondiale, mentre invece Artemis è completamente sparita in questi giorni per essere relegata nelle pagine interne con 2 colonne. E questo io lo trovo veramente di una miseria intellettuale unica. Per giunta, in questo paese, voglio dire, noi le astronavi le costruiamo perché c'è Alenia Spazio, Leonardo, tutta sta roba qua, che lavorano a questi progetti internazionali, che preparano velivoli spaziali. Vogliamo che chiami in radio così ci divertiamo un terapeutista. Ce l'abbiamo un No, radioascoltatore neanche per idea. terapeutista. Io non faccio queste stronzate nelle mie trasmissioni. tipo porta pazienza. Zanzara. Ti No, queste ricordi? cose facciamole fare a chi è bravo. Io non ho piacere di... Guarda, io parto da un principio, Lorenzo, e il Dica. principio è quello di Franco Battiato. Io voglio sentirmi cretino ascoltando Bravo, persone mi più piace da intelligenti matti. È una di frase me. che utilizzo anch'io. Mi vorrei sentire cretino. Il problema è che, pur essendo, diciamo, avere dei limiti anche visibili a volte, purtroppo è difficile sentirsi cretini. È quello lì, la cosa terrificante, che non rimani più a bocca aperta, non dici guarda che spunto. Soprattutto, ti dico la verità, in questo momento qua, sarà che uno diventa vecchio, magari anche meno aperto alle idee altrui, però c'era un momento della mia vita che continuavo a prendere spunti, a dire ma vedi un'idea di qua di là, adesso ti ritrovi che è difficile sentirsi Va io bene, del più del proprio... allora lo confesso. Dica. Anche io ho fatto una truffa ai danni degli ascoltatori di questa radio. Dica. Natalia, proietta questa immagine che metto qua nella chat. Oddio, perché... non sarai mica nudo, non sarai, no. No, è una fotografia. Ora io vi svelerò un segreto della più grande truffa che è stata fatta da questa radio, quando Natalia Sì. mostrerà questa foto. Fai Ecco, vedere, un attimo che facci vedere. arriviamo. Ecco, allora, perché vedete, io ho usato lo stesso trucco che ha usato Kubrick. Ora vi spiego, dici, perché le stelle non si vedono sulla Luna, perché è tutto girato dentro uno stabilimento cinematografico, ed è lo stesso trucco che ho usato io quando sono stata a bordo del Savonarola, il peschereccio pilotato Dov'è? dal Fai papà vedere. di Lorenzo. Ah. Eccola qua, vedete? Questa è una foto in pellicola, come quelle che sono state scattate dagli astronauti sulla Luna. Siamo in piena notte, in teoria saremmo al largo di Portofino, ma come vedete non si vedono le stelle, era una notte di piena estate, perché anche io ho usato lo stesso trucco, perché il Savonarola era dentro uno stabilimento di posa, dentro un cantiere navale a Cinecittà, dal quale abbiamo fatto finta di registrare una notte di pesca col comandante Slao Viviani. Ebbene sì, è tutta una truffa. Abbiamo usato lo stesso trucco usato da Kubrick, perché non è vero che siamo andati sulla Luna, così come non è vero che il Savonarola in questa foto si trova con tutte le sue gloriose 100 tonnellate nel Mar Ligure a largo di Portofino. Bene, sappiate che non è vero niente, perché accanto al Savonarola, nello stesso stabilimento, c'era un razzo Saturno 5 che faceva era rimasto lì dal 69, sì. Perché ti devi cioè, tu leggi mettiti a caso che tu leggi domani mattina, io, te, il nostro radioascoltatore, legge una notizia, dice io lo so, non c'è mai stato, di qua di là, poi vede, ha visto quel film dove devono ammazzare gli astronauti, Capricorn One, come si chiama? Sì, Capricorn One, sì. Che è anche carino, fra parentesi. C'è una serie di... Si guarda un film e ma come fai perché quella è la verità? Come fai a convincerti? Anche il terapeutista. Perché la soluzione è più semplice. Perché il terapeutista si convince della terra piatta? Cioè, perché cioè, cosa mi vai a confutare? Perché... Per lo stesso motivo per cui qualcuno si beve l'idea che questa sia la prua del Savonarola dentro uno studio cinematografico, quando invece è una foto scattata in pellicola in piena notte, e siccome il tempo di esposizione era di un 125esimo di secondo col flash, non è riuscita a pigliare la luce delle stelle. Se io avessi messo la macchina fotografica su un treppiede e avessi aperto a un 30esimo, o meglio ancora con la posa B che resta aperto
fin quando io tengo premuto Comunque io sono un il coso si sarebbero viste. Io sono un negazionista e ti dico che tu non ci sei mai stato su Savonarola e Infatti questo non è il Savonarola, è una ricostruzione al cinema. I marinai fatti di cartone e le acciughe erano dei piccoli cartoncini luccicanti. Esatto, ed è stato fatto tutto con l'intelligenza artificiale, perché volevi raccontare una storia e non so perché mi sembra anche antieconomica e non so che fine avevi, però non ci sei stato su Savonarola. Con questa cosa, con questa accusa alle 18:30 minuti, dopo una serie di bellinate che abbiamo detto negli ultimi 10 minuti, vi saluto e ci rivediamo al prossimo venerdì e vi porteremo un po' di aria di Vinitaly. Io penso che in radio, secondo me, ne parlerete anche in altre trasmissioni, però prossimo venerdì vi racconteremo del vino che abbiamo assaggiato e bevuto a Vinitaly. Ciao a tutti! Di nuovo, e allora pausa e poi torniamo con Qui Parlamento e l'onorevole Rebecca Frassini. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui Parlamento. E io do il bentornata all'onorevole Rebecca Frassini. Buonasera. Buonasera a voi. E allora, caro onorevole, stasera parliamo di PNRR e patto di stabilità. Direi che siamo messi abbastanza a dura prova da questa guerra. Siamo messi molto a dura prova proprio perché questa, come diciamo sempre, purtroppo è una guerra che ci ha colti un po' alla sprovvista per quanto riguarda, ovviamente, sia in termini di risorse sul bilancio dello Stato. È una guerra che l'Italia non ha voluto, non siamo stati coinvolti dall'inizio, come ha spiegato bene in aula il ministro Crosetto insieme agli altri paesi europei. È una guerra che speriamo ovviamente finisca il prima possibile, però diciamo che in queste settimane la preoccupazione della Lega, del ministro Giorgetti in primis, è proprio quella di mettere non solo in sicurezza i conti pubblici, ma al tempo stesso dare una grossa mano ovviamente a tutti i cittadini, alle famiglie, alle imprese, per quanto riguarda ovviamente i rincari dei prezzi dell'energia, delle bollette, che stanno mettendo veramente a dura prova tutto il nostro paese. Per quanto riguarda invece il PNRR, ieri abbiamo approvato appunto in aula alla Camera il decreto PNRR. Ovviamente anche qui ieri in aula ci sono stati quelli dell'opposizione che additavano il governo di fallire, insomma, che si potesse fallire sull'attuazione del PNRR, ma sono stati smentiti dai fatti, perché in realtà questo governo non solo sta attuando il PNRR con grande responsabilità,
con grande impegno, aggiungo anche, ma poi soprattutto di tutte le risorse che inizialmente erano state previste, cioè parliamo veramente di cifre importanti, 194,4 miliardi. E aprendo una piccolissima parentesi, perché chi ci sta ascoltando si ricorderà che la Lega mise in guardia all'epoca, quando c'era il governo Conte 2, sul fatto di prendere le risorse a prestito, perché un conto erano i contributi a fondo perduto per il PNRR, la maggior parte dei paesi europei ha avuto accesso solo ai contributi a fondo perduto. L'Italia è stata l'unica che ha deciso di indebitarsi in misura importante. Infatti il 64% di queste risorse, di questi 194 e passa miliardi di euro, sono a prestito. Che cosa vuol dire, per far capire meglio a chi ci ascolta da casa? Che di queste risorse il 3-4% degli interessi che noi dobbiamo pagare, ovviamente, perché dobbiamo restituire capitale e interessi, ecco, all'anno stiamo parlando di cifre importanti, cioè circa 3,4 miliardi di euro, ad esempio, che pagheremo nel 2027, i 2,8 miliardi che paghiamo già quest'anno. Questo per far capire quanto le scelte che qualcun altro ha fatto in passato stanno pesando ovviamente sui nostri conti pubblici oggi. Ma nonostante tutto ciò, noi siamo riusciti ad ottenere 9 rate su 9, ovviamente siamo in fase di siamo addirittura d'arrivo proprio con l'attuazione del PNRR, e siamo però riusciti anche a fare diciamo così delle modifiche in Commissione Bilancio che riteniamo essere assolutamente importanti, che riguardano ad esempio la sanità. Infatti è stato approvato un emendamento della Lega importante, cioè quello che i medici gli ambulatoriali di medicina generale e pediatri possono prestare servizio fino al 73esimo anno d'età. Questo proprio per, diciamo così, contrastare un po' le liste d'attesa e venire incontro alle esigenze un po' di tutti. E ricordiamo anche qua, perché anche ieri la sinistra, l'opposizione, si scagliava contro il governo in tema di sanità. Quando governavano loro chiudevano gli ospedali, perché nei 10 anni di governo della sinistra hanno chiuso 125 ospedali. Nel primo PNRR previsto dal governo Conte hanno previsto gli ospedali e le case di comunità senza prevedere il personale che poi doveva lavorarci dentro, e quindi il governo ha dovuto sopperire a questa mancanza stanziando proprio le risorse per l'assunzione di personale che potesse lavorare dentro gli ospedali e le case di comunità che sono proprio previste nel PNRR. Quindi io credo che il governo stia facendo bene in un contesto complicato, e infatti per rispondere alla tua domanda di prima anche riguardo al patto di stabilità, è evidente che in una condizione come questa, dove c'è una guerra in atto, non voluta ovviamente da noi, con delle variabili esogene che ci devono invitare alla prudenza anche nell'utilizzo delle risorse, ecco, io credo che una battaglia in Europa, dove si chiede all'Europa di sospendere il patto di stabilità e permettere ai Paesi membri dell'Unione Europea di contrastare questi rincari, quindi di non stare alle rigide regole dei vincoli di finanza pubblica previste dal patto di stabilità, e consentire di poter mettere delle risorse in più per calmierare i costi delle bollette, far scendere i prezzi di gasolio e di benzina, io credo che sia assoluto buonsenso. E le risposte che stiamo ricevendo da questa Europa, che come sempre lascia da soli gli Stati membri, non ci sta piacendo. Io credo che una battaglia uniti proprio su questo sia assolutamente doverosa. È stata fatta anche durante il Covid. L'Europa lì il patto di stabilità l'aveva sospeso. Io credo che siamo in un'emergenza dove in emergenza si deve agire in emergenza, e quindi io credo che sia giunta l'ora di non aspettare che i Paesi membri, ma soprattutto l'Italia, arrivi in recessione, perché dall'Europa nei giorni scorsi è stato detto ma non siamo ancora in fase di recessione. Io mi auguro caldamente di non arrivarci in fase di recessione. È giusto prevenire la fase e quindi sospendere oggi il patto di stabilità, permettere all'Italia, al governo, di poter mettere delle risorse importanti per dare una mano alle famiglie e alle imprese, e quindi su questo ovviamente noi ci orienteremo nelle future battaglie che faremo ovviamente sia per quanto riguarda lo Stato italiano ma anche in Europa. Molto bene. Onorevole, senta, quali saranno ora i suoi prossimi impegni?
Allora, i prossimi impegni. Allora, colgo anche l'occasione, visto che siamo in diretta, per ricordare ovviamente che c'è la manifestazione il 18 aprile, saremo tutti in Piazza Duomo a Milano, orgogliosi, fieri di dire che non vogliamo un'Europa che ci voglia tutti standardizzati, ma un'Europa che colga le peculiarità dei singoli paesi. Siamo in Europa per dire apertamente che siamo contro le follie dell'Eurogreen, che vanno contro ovviamente alla nostra industria, all'automotive. E quindi, visto che siamo in diretta, ovviamente un invito a tutti di scendere in piazza con noi, perché sarà una piazza per ribadire l'orgoglio di essere appunto assolutamente fieri di quello che stiamo facendo, sia per quanto riguarda il governo italiano e sia quello che stanno facendo i nostri parlamentari europei in Europa, e far mandare un messaggio veramente chiaro e netto anche per quanto riguarda l'autonomia, che ovviamente rimane la nostra battaglia, la nostra stella polare, e che speriamo che diventi realtà veramente il prima possibile. Molto bene, io la ringrazio e al piacere di ritrovarci presto. Grazie a voi, assolutamente sì. Benissimo, adesso pausa e poi torniamo con Bruce Springsteen, Born in the USA 1984 e Giorgio Guido Lombardi. A tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Born down in a dead man's town. The first kicker took us when I hit the ground. End up like a dog that's been beat too much till you spend half your life just to cover it up now. Born in the USA, I was born in the USA. I was born in the USA. Born in the USA now. Got in a little hometown jam, so they put a rifle in my hands. Sent me off to a foreign land to go and kill the yellow man. Born in the USA, I was born in the USA. Born in the USA, born in the USA. Come back home to the refinery. Our man said the son of Phil was up to me. Went down to see my VA man. He said, son, don't you understand now? I had a brother, I can't saw, fighting off and with Vietnam. But still there, he's all gone. He had a woman, he looked inside gone. I got a picture of a little down the shadow of the penitentiary, up by the gas fires of the refinery. 10 years burning down the road, nowhere to run, ain't got nowhere to go. Born in the USA, I was born in the USA now. Born in the USA, I'm a long gone daddy in the USA now. Born in the USA. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 18:44 minuti e 54 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi
Per questa puntata numero 1171 lui era Bruce Springsteen, born in the USA 1984, ma adesso arriva lui, George Guido Lombardi, grande amico del presidente Trump, che ci racconta un pochettino a che punto è la situazione con l'Iran e non solo, anche il rapporto tra Trump e Giorgia Meloni, l'Italia e molto altro ancora. Vai pure Natalia, grazie. È tornato a trovarci il nostro Giorgio Guido Lombardi, lo conoscete tutti, è uno degli amici più intimi del presidente Trump e lo voglio ringraziare come sempre del suo tempo e della sua gentilezza. Giorgio, allora, grazie a voi. Grazie a te. Giorgio, allora, che cosa sta succedendo? Ma intanto domani dovrebbero cominciare a Islamabad i colloqui, ci sarà probabilmente J.D. Vance a parlare con gli iraniani. Però intanto Hormuz non viene riaperto, Trump è su tutte le furie, quindi chi è che ha vinto sta guerra? Soprattutto questa guerra è finita o no? No, la guerra non è finita fino a che non cambia tutto, quindi non solo che lo stretto venga completamente aperto, però anche tante altre piccole cose. Chiaramente il fatto di mandare Vance, il vicepresidente, lì in Pakistan è molto importante, però non è, mettiamo le cose in chiaro, non è solo per parlare con gli iraniani, perché uno dei problemi che diciamo abbiamo nel senso di tutta la coalizione, dobbiamo ricordarci che non è che solo gli Stati Uniti e Israele, ci sono 13 altre nazioni musulmane, tra cui l'Arabia Saudita, che non è da scherzare, tutti i paesi del Golfo, gli Emirati, Qatar, o addirittura Oman, che è sempre stato dalla parte loro perché è proprio lì vicino al tip dello stretto di Hormuz, ma anche la Giordania, la Siria, cioè, in un certo senso anche la Turchia perché l'hanno bombardata. Quindi diciamo che il Pakistan, che è proprio lì vicino, c'ha tante cose, tra cui anche un paio di bombe atomiche, che però, mettiamolo in chiaro, non sono in mano ai militari pakistani, sono in mano a noi, perché poi sotto lì non è che il bottone ce l'abbia il presidente del Pakistan, che sia chiaro. Quindi Vance è andato lì per parlare con i pakistani e dire ok, come facciamo a diciamo mettere in sicurezza lo stretto per i prossimi 20 anni, perché non è che lo mettiamo in sicurezza adesso per 2 o 3 settimane e poi fra un mese, quando ritorna un altro Ayatollah scemo, questi pazzi ricominciano a fare storie. Quindi dobbiamo metterlo in sicurezza totale, e chiaramente il Pakistan, con circa 100 milioni di persone e un esercito che non scherza, è un partner molto importante. L'Arabia Saudita recentemente, proprio il principe ha fatto un post, ha detto ricordiamo ai nostri amici pakistani che tecnicamente abbiamo un patto di protezione mutua tra il Pakistan e l'Arabia Saudita, che però loro non hanno assolutamente rispettato fino adesso, e quindi i 60 miliardi o quello che gli abbiamo prestato, perché i sauditi hanno prestato un mucchio di soldi al Pakistan, i 60 miliardi che noi vi abbiamo prestato li vorremmo indietro subito. Quindi diciamo che c'è tanta pressione sia dalla parte degli Stati Uniti che dalla parte di tutti i paesi del Golfo sul Pakistan, che diciamo metta la testa a posto e la smetta di fare il doppio gioco tra l'Iran e gli altri. Penso che questo è lo scopo principale della visita di Vance in Pakistan, e non tanto diciamo un'apertura ulteriore ai negoziati. Detto questo, se il Pakistan dovesse capire il messaggio e dire ok,
agli iraniani con cui stanno parlando. Sentite, se voi non fate i bravi, aprite lo stretto e diciamo parlate seriamente, noi che lì al momento siamo metà con voi, metà con gli altri, a noi ci tocca passare completamente dall'altra parte e abbiamo un paio di milioni di militari molto seri alla vostra frontiera, quindi parliamo seriamente. Questo è il messaggio che Trump ha mandato tramite Vance al Pakistan e agli iraniani. Ecco, però insomma stamattina io leggevo sul Wall Street Journal un'analisi e si leggeva proprio questo, dice guarda, in ogni caso il regime è ancora in piedi, loro vogliono cominciare a chiedere il pedaggio su Hormuz e sostanzialmente così facendo danneggiano l'economia americana e lo hanno fatto anche per spingere Trump a fermare la guerra. Quindi sono stati 40 giorni di Machado for nothing, di molto rumore per nulla. Allora, quello che la stampa, compresi anche tanti dei nostri giornali e televisioni americani che purtroppo, come in Italia, sono dall'altra parte e quindi inneggiano a questa forza dell'Iran che non esiste. Quindi, numero uno, che si paghi un pedaggio è assolutamente fuori da qualsiasi logica internazionale e comunque Trump non lo accetterebbe mai. Uno, non lo accetterebbero mai tutti i paesi del Golfo, non lo accetterebbero mai molto probabilmente la stragrande maggioranza dei paesi, a cominciare dal Giappone, che sono molto vicini a noi, per quanto riguarda altri paesi che usano il petrolio che viene dal Golfo. Quindi questa è pura propaganda iraniana, proprio di fantascienza, cioè la fantascienza è più vicina alla realtà che questi pazzi che domandano il pedaggio. Queste sono acque internazionali, non c'è assolutamente nessun modo che nessuno pagherà il pedaggio, questo che sia chiaro, né adesso né dopo, non lo pagavano prima, non lo pagheranno in futuro. Questo è numero uno. Numero due, per quanto riguarda che perché Trump no, diciamo chiaramente, non sono stati gli iraniani a fermare Trump. Trump si è fermato perché ha deciso con i partner musulmani, ripeto, del Golfo, soprattutto sauditi e emirati e Kuwait, che bisognava fare qualche cosa per non fare una escalation e soprattutto per non fare in modo che si cominciassero a far bruciare tutte le raffinerie e i pozzi di petrolio, perché lì abbiamo molto più da perdere noi nel senso di europei, attenzione, europei e paesi del Golfo, perché se l'Iran bombarda i pozzi di petrolio sauditi, degli Emirati e del Kuwait o anche dell'Iraq, che ci perde, numero uno, sono gli europei, a parte i paesi del Golfo. In America noi esportiamo petrolio, abbiamo appena preso i giacimenti del Venezuela che sono più grandi dei giacimenti che sono in Arabia Saudita, quindi di petrolio nelle Americhe del Nord e del Sud ce n'è talmente tanto che noi lo esportiamo il gas naturale al Giappone, cioè, si fanno male da soli. Quindi questa propaganda di sinistra pro regime iraniano, che soprattutto in Italia ma anche negli altri paesi come l'Inghilterra, ormai mezza iraniana, continuano a fare qui, là, l'Iran metterà i pedaggi, l'Iran farà questo, no, non fanno niente. L'unica ragione che
c'è stata questa tregua è per vedere di capire se questi pazzi la smettono di tirare bombe e droni soprattutto sui paesi del Golfo, perché se salta il petrolio del Medio Oriente chi ci perde soprattutto, a parte i nostri alleati del Medio Oriente e del Golfo, sono gli europei, che dovranno comprare poi il petrolio da Putin. Tra parentesi, ricordiamo ai tuoi telespettatori, ascoltatori, che Trump all'inizio della campagna ha immediatamente tolto le sanzioni su tutto, compreso soprattutto il petrolio e il gas, alla Russia, il che vuol dire che Putin adesso sta sorridendo da matto, perché sta vendendo petrolio al doppio, se non il triplo di quello che lo vendeva prima alla Cina, e sta vendendo gas e petrolio all'Europa, o a quello che prendono sotto banco, al doppio di quello che lo pagavano prima. Quindi Trump ha fatto un grande regalo alla Russia, e quindi adesso vedremo che già stiamo vedendo che la Russia comincia a fare un pochettino marcia indietro. Infatti c'è se vuoi te li mando, ci sono foto addirittura dall'Azerbaijan. Azerbaijan è un paese al nord dell'Iran ed è il 98% islamico, però non vanno d'accordo con gli iraniani. Ci sono foto di 500 russi, proprio dall'agenzia dell'Azerbaijan, di 500 russi che sono in divisa, che sono entrati in Azerbaijan per poi andare in Russia 2 giorni prima che Trump iniziasse il bombardamento. Cosa vuol dire? Che Trump aveva già avvisato i russi di quello che sarebbe successo, o almeno lo sapevano. Senti, appunto, tu parli dell'Europa. Europa vuol dire anche NATO. Il presidente mi pare che si sia infuriato, e uso un eufemismo, con gli alleati, specialmente la Spagna, per come si è comportato Sanchez. Con noi c'è stato qualche attrito per quanto riguarda l'uso di Sigonella. Si parla sempre più di una forte revisione della presenza di forze americane in Europa. Trump che fa? Ci lascia tutti in braccio a Putin, magari mantiene, che so, Aviano, Pozzuoli e Sigonella in Italia e magari Rammstein in Germania, ma per il resto smobilita tutto? Cosa succede? Sicuramente ci sarà una riduzione dei militari, parlo dei militari da diversi paesi europei. Sigonella è una cosa un po' particolare. La ragione per cui Crosetto, che è una persona molto in gamba e a conoscenza dei fatti, c'è stata la paura, o comunque la consapevolezza che quei razzi che gli iraniani hanno mandato fino addirittura a Cipro e in Turchia avevano la gettata sufficiente per arrivare fino in Sicilia. Sì. E quindi Crosetto, e io non è che lo difendo, io parlo semplicemente da un punto di vista tattico, non strategico, ma tattico. Da un punto di vista tattico ha detto no, non fateli venire lì, perché sennò questi pazzi magari buttano un razzo che magari per sbaglio non riusciamo a intercettare, voi non riuscite a intercettare, e arriva addirittura fino in Sicilia, e poi a noi ci tocca entrare in una guerra che veramente non vogliamo fare. Quindi passate pure da Aviano, tanto non è che allunga di tanto, francamente venendo dall'Inghilterra o dagli Stati Uniti allunga di mezz'ora, non è che cambia poi di tanto, no? Quindi però dice non metteteli lì in Sicilia, perché i pazzi potrebbero mandare un razzo che poi, se Dio non volendo ci scappa, non riusciamo a intercettarlo,
cade in Sicilia e qui in Europa comincia il finimondo, e quindi gli americani hanno capito, hanno fatto passare dalle altre parti, quindi diciamo che non è una scelta strategica, è stata una scelta tattica, e c'è stata una ragione proprio militare, non politica, ma militare, per passate un po' dall'altra parte è meglio. Senti, Giorgia Meloni, la Premier qui in Italia appare in difficoltà, ma tra l'altro hai visto che ha fatto questo viaggio, diciamo, d'urgenza negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita. Ma Trump come la considera? È ancora un'amica o è caduta dalle sue grazie? Soprattutto questo rapporto, che vantaggi può ancora portare a questo paese? Allora, dal punto di vista della politica internazionale, Trump deve per forza, quando parla della NATO, deve includere tutti quanti, compresa l'Italia. Quando parla dell'Unione Europea, al momento comandata dittatorialmente da questa massa di burocrati non eletti dal popolo europeo, ma messi lì tramite vari modi lì dai globalisti, soprattutto inglesi, eccetera, è chiaro che lui parla a tutta l'Unione Europea, non può dire sì, tutti quanti meno l'Italia, quindi deve fare dei discorsi generici e generali. Per quanto riguarda il viaggio di Giorgia Meloni nei paesi del Golfo, che continua a dire sono alleati, e saranno alleati per i prossimi 10 anni, se non di più, perché ormai sia gli Emirati che l'Arabia Saudita hanno capito che non c'è nessuno che li può difendere. Certo. E quindi se dovesse esserci un risorgimento, che non avverrà, ma se per caso domani dovesse, fra 10 anni, dell'Iran o di qualche altro dittatore pazzo in quella parte del mondo, loro sanno che l'unico paese al mondo che li difende è gli Stati Uniti. Quindi questa alleanza ormai è strategica ed è fissa, non cambia. Chiaramente il fatto che il Premier, il primo ministro italiano, leader del governo, ma anche il maggior partito italiano, va personalmente negli Emirati e poi in Arabia Saudita, è nostri alleati, parlo di alleati di Israele e degli Stati Uniti, è un messaggio chiaro a livello internazionale, magari non in Italia perché i giornali non capiscono poco o niente, magari ce ne stanno 2 o 3 che capiscono che sta succedendo, e parlo di Libero, il giornale, La Verità, siamo lì, non è che c'è tant'altro, sicuramente non il Sole 24 Ore, e ha fatto un viaggio importantissimo, strategico, e quello che lei ha parlato e quello che lei ha fatto in questi paesi chiaramente non lo viene a dire alla stampa di sinistra, quindi ha fatto un ottimo lavoro con i nostri alleati, quindi i paesi del Golfo, Stati Uniti e Israele. Capito. Insomma, secondo te la guerra riprenderà a breve? Quanto credi che ci sarà il cambio, il regime change? In alcune città, soprattutto lontano da Teheran, già c'è. Ci sono un paio di città dove la gente è riuscita la gente normale, diciamo, iraniana, è riuscita a prendere un pochettino di armi sia da disertori, sia da delle caserme che erano state bombardate, sia dalla polizia che magari o è scappata o hanno ammazzato. E quindi adagio adagio il popolo si sta armando. È molto difficile avere una rivoluzione quando il popolo è stato completamente disarmato in tutti i modi possibili, e solamente i pazzi sono quelli che hanno accesso alle armi, e anche armi abbastanza pesanti.
Però è vero che ci sono dei video, ma non uno, non 10, ma 100 che si possono trovare su X, l'unica piattaforma che è libera e fa vedere assolutamente tutto, dove ci sono, c'è un video che fa quasi ridere, no? C'è un video dove questo signore iraniano, no? Col telefonino, quei pochi che hanno il contatto con l'internet, dice: ah, guardate, di notte sotto questo ponte ci sono 4 macchine della polizia e 2 macchine delle guardie rivoluzionarie, e fa questo video di 10 secondi, dopodiché lui rimane lì e dopo letteralmente 10 minuti si sente il rumore di un drone, lui riapre di nuovo il telefonino e fa il video di questo drone che va sotto il ponte dell'autostrada, boom, e fa saltare in aria tutti, e questo che ride, festeggia, finalmente, bravi, perché ricordiamoci che il telefonino che hanno tutti, compresi probabilmente tanti milioni di iraniani, c'ha sempre il GPS, è dentro il telefonino, e come tu sai, quando vai al semaforo, se metti il GPS, il GPS ti dice esattamente gira a destra, gira a sinistra, c'è una differenza di 1 metro. Quando gli iraniani cominceranno a mandare telefonini, messaggi tramite il satellite e GPS, facendo vedere dove sono il carro armato, il mezzo corazzato, addirittura le macchine, o dove ci sono delle postazioni delle guardie rivoluzionarie, nel giro di 10-20 minuti arriva il drone, poi di droni ne girano ancora tanti, cioè i cieli dell'Iran, soprattutto a Teheran, ci sono droni sopra, non è che non c'è nessuno, solo le telecamere. Cioè, tra Israele e gli Stati Uniti dice gli agenti del Mossad in Iran. Sì, va bene, ma voi pensate che gli agenti del Mossad in Iran siano biondi con gli occhi azzurri o che hanno la papalina israeliana? No, sono tutti quanti con la barba e alcuni anche col turbante. Sono iraniani a cui hanno magari violentato la figlia, ammazzato la madre. Cioè, sono iraniani arrabbiati che ti mandano messaggi giorno e notte. Come facciamo noi a sapere dove sono tutti i vari comandanti? Ogni giorno ne ammazzano 1, se non 10. Come facciamo a saperlo? La CIA, sì, la CIA va bene, ma gli agenti lì sul posto chi sono? Sono quelli col turbante, sono quelli con la barba. Non sono solo i ragazzini che ti fanno i video e ti fanno vedere dove sono le macchine di questi scemi. Certo. Senti George, per concludere questa nostra chiacchierata, abbiamo assistito a questo comunicato stampa di Melania Trump che ha ribadito: io non ho avuto relazioni con Epstein, non ho avuto intimità con lui e così via. Qua in Italia c'è chi pone la domanda: ma perché lo ha detto adesso, che bisogno c'era di fare questa precisazione? Ma perché ora la battaglia è prendersela pure con Melania? Diciamo che, detto tra noi, Trump non è che fosse tanto contento che lei se ne sia uscita in questo modo. Lei non ha chiesto niente a nessuno, ma siamo in un paese libero. Certo. E si è sentita attaccata dai giornali che dicevano sì, qui è, e si è sentita in dovere di uscire fuori, fare una conferenza stampa e dire: guardate che è tutto falso, eccetera eccetera. Questo non ha fatto piacere né a Donald e neanche al Partito Repubblicano, perché chiaramente riapre questa questione di Epstein, che però non è che a noi ci interessa più di tanto, però in fondo può essere anche una cosa positiva, nel senso che distoglie un po' l'attenzione da tutto quello che sono, diciamo, quello che sta succedendo in Iran e in altri paesi, quindi va anche bene, non c'è un problema, però l'ha fatto di testa sua, questo non c'è dubbio. Molto bene. Allora, un'ultima cosa: stanotte Artemis 2 a Mara,
largo delle coste degli Stati Uniti. Mi pare che gli Stati Uniti siano tornati alla grande nello spazio. Con Elon Musk assolutamente sì. Elon è 100% dedicato ad aprire le colonie su Marte. Bisogna cominciare dalla Luna chiaramente per fare i rifornimenti e tutto il resto, e quindi assolutamente sì. Come tutti vedono, se guardate di nuovo su X, il Falcon e tutto quello che Elon sta facendo per quanto riguarda l'esplorazione dello spazio, ma soprattutto non solo i satelliti per la comunicazione, però lui ha detto molto chiaramente che nel futuro l'energia solare verrà soprattutto da satelliti o basi sulla Luna che saranno fuori dall'atmosfera terrestre, perché funzionano 24 ore al giorno senza l'atmosfera, senza le nuvole, eccetera eccetera. Quindi, e anche forse, non so se, però lui dice anche data center, nel senso di intelligenza artificiale, eccetera eccetera, saranno molto meno costosi nello spazio che sulla Terra. Nel frattempo andiamo avanti, con l'intelligenza artificiale stiamo andando molto bene. Mi congratulo con quello che l'Italia sta facendo per quanto riguarda tutto il discorso dell'intelligenza artificiale, cyber security, ma also cyber security per quanto riguarda la sanità, di cui ne abbiamo molto bisogno in Italia, e che comunque i cervelli, la competenza italiana è tra le migliori al mondo, cioè ce ne sono tantissimi di ragazzi e di ingegneri informatici eccezionali. Quindi domani sera sarò lì a Marilargo, vediamo se il presidente viene giù, gli chiederò se vuole fare un saluto ai nostri italiani che stanno facendo un lavoro eccezionale. Grazie davvero Giorgio, io ti ringrazio, ti abbraccio e al piacere di risentirci presto. Grazie a voi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country road. All my memories together round her, minus lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrops in my eyes. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, I hear her voice in the morning hour, she calls me. Radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia,
home, country road, country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road, take me home, now country road, take me home, now country road. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, era il 1971 quando John Denver cantava Take Me Home, Country Roads, portatemi a casa, strade di campagna, e stanotte sarà una strada di mare a riportare Artemis 2 sulla Terra alle 19:16 in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, i telefoni sono aperti allo 0292947222. Abbiamo l'ANSA, andiamo a vedere le ultime news. Dai Berlusconi, fiducia a Tajani, visione unitaria per il rilancio, l'incontro con Marina e Pier Silvio in un clima di grande amicizia e cordialità. Io però vi voglio leggere questo messaggio che ha mandato l'amico Maurizio. Io tra l'altro lui in questo messaggio rivela una cosa, insomma Maurizio, che dire di più, siamo una grande famiglia e tra poco capirete tutti perché. Antonino, per la manifestazione di Milano, come in altre, per mie professionalità facevo parte del servizio d'ordine. Questa volta non ci sarò, ma confido in tosti leghisti e un'improbabile piantedosi perché sono in ospedale con una forma di cancro, ma in buone mani che tu conosci bene. Come sempre rimango all'ascolto e partecipo ai dibattiti anche nella giornata di sabato milanese. Avanti e grazie Maurizio. Maurizio, allora, lo sai meglio di me quello che io ho sempre detto in questa trasmissione. Noi della 048, dell'esenzione 048, siamo una grande famiglia. E siamo tutti fratelli e sorelle, che è la cosa più importante. L'unica cosa da fare, caro fratello, è molto semplice. Calma, gran calma. Si va step by step e ci si affida ai medici che faranno il loro lavoro fino in fondo e a Dio se ci credi. Detto ciò, si va. Noi siamo tutti con te. Il cancro purtroppo è una guerra privata che si combatte nel corpo e sul corpo di chi ne viene colpito. Gli altri attorno possono fare solo una cosa: creare un clima il più sereno possibile, incitare chi combatte questa dura battaglia e basta. Non abbiamo bisogno di saccentuzzi che ci spieghino che la rava e la fava, non abbiamo bisogno di facce da 2 novembre, non abbiamo bisogno di gente così, abbiamo bisogno di positività, coraggio e soprattutto speranza. Io ti abbraccio forte, ti ringrazio, spero che queste parole ti arrivino ora dove sei e avanti, senza paura. Nada te turbe. Solo Dios basta, che niente ti turbi, solo Dio ci basta. Avanti così, non avere paura. E voi altri, mi raccomando, spingete insieme a me e vediamo di portarci Maurizio a casa sano e salvo, che è la cosa più importante. In guerra si combatte per tornare a casa vivi. E questa è la cosa più importante. Dai Maurizio, avanti così, non avere paura. Con onore e dignità. È lo stesso pensiero a tutti gli altri fratelli e sorelle dell'esenzione 048. Riprendiamo la trasmissione perché anche loro vogliono naturalmente, insomma, cerchiamo di fare questo programma anche per voi. Centro-sinistra, Salis, io anti-Meloni, se lo chiedono lo prenderei in considerazione, torniamo a occuparci di queste butade rispetto a problemi molto più seri, ma servono anche questi un pochettino a sbariare la mente, come si dice a Bagheria, a liberare un po' la testa. Lo riporta il Financial Times: aeroporti europei a rischio carburante entro 3 settimane.
Allarme AIE su beni alimentari, Trump avverte l'Iran, nuovi attacchi se non si arriva a un accordo. Poi primo faccia a faccia tra Macron e Papa Leone, Libano al centro, il presidente francese è stato 2 ore in Vaticano. La navetta Orion verso la Terra, ultima sfida per Artemis 2, l'ammaraggio previsto nella notte alle 2:07 italiane, occhi puntati sullo scudo termico. Va bene, vediamo un po' che cosa succede. Kamala Harris apre a una nuova candidatura nel 2028, ci sto pensando. Fedez, papà per la terza volta, posta una foto della compagna col pancino. Auguri, che è la cosa più importante. Andiamo avanti, diamo un'occhiatina pure alla BBC, vediamo che cosa dice la BBC. Trump dice all'Iran di negoziare, nel mentre che Vance sta viaggiando diretto in Pakistan per i colloqui di pace. La delegazione iraniana deve ancora arrivare a Islamabad. Il presidente del Parlamento iraniano dice che ci deve essere un cessate il fuoco in Libano prima che comincino i negoziati. L'Iran si sta impuntando, io ho l'impressione che questa sia stata solo una mossa per prendere tempo e basta, nient'altro. Che dire di più? Che si sono fatte le 19:21 minuti e 7 secondi, il telefono è sempre aperto allo 029294 7222 se volete intervenire. Andiamo a dare anche un'occhiatina all'ADN Kronos, vediamo che cosa sta succedendo nel mondo anche da qui. Sempre l'apertura Forza Italia, Marina e Pier Silvio Berlusconi, incontro positivo con Tajani, l'incontro si è concluso dopo 4 ore e mezza, la nota rinnovata fiducia al segretario, visione unitaria per il rilancio del partito. Vance avverte l'Iran, non prendeteci in giro ai negoziati, Trump senza accordo, nuovi attacchi. Sinner, tutto facile con Auger Aliassim, Yannick in semifinale a Monte Carlo, il tennista azzurro ha battuto il canadese nei quarti del Master 1000 del Principato. Ancora attirata con una scusa nel bagno della scuola, 12enne ferita con le forbici da una coetanea. Io non ho parole per esprimere il mio disgusto. La ragazzina responsabile dell'aggressione a Castelfranco di Sotto dai carabinieri insieme ai genitori. C'è Niccolò da Padova al telefono. Pronto? Pronto? Pronto, ciao Antonino. Ciao grande. Ti volevo sempre, prima cosa, sempre ringraziare, ecco, per quello che stai facendo. No, ma volevo dirti, no, che mi piace il tuo nome Antonino, perché io abito nella zona dell'Arcella, qua a Padova, capisci? Che dove c'è la chiesa dove è morto, che fa riferimento, c'è l'Arcella, no? Dove è morto Sant'Antonio. Certo. Capisci? Ecco, in questo senso, certo. Quindi la chiamano Antonino, Sant'Antonino, che non è la chiesa del santo di Padova, no? Sì, certo, perché non è il lì è santuario. morto e quindi lì fa come riferimento, poi è sorta una chiesa. Quindi io sono in questo quartiere Arcella, ecco perché faccio riferimento, vedi, è un legame, te l'avevo detto un'altra volta, insomma, ecco, col tuo nome, capisci? Antonino, no? Ecco, quindi per questo è sempre un richiamo per te, per me, insomma, ecco. A me fa molto piacere, mio caro. Ho approfittato perché io quando sento certe cose, siccome in ogni famiglia ci sono sempre, nella vita, no? Succedono sempre queste situazioni dall'amico che ha telefonato, no? Che si trova in quella situazione di salute, eccetera, no? Ecco, anch'io ho avuto i miei problemi di salute in qualche modo, no? Per un incidente che ho fatto a mio tempo, insomma, ecco. E sai, sempre negli incidenti stradali c'è di mezzo, insomma, ti puoi anche morire, insomma, capisci? E puoi rischiare anche la vita, no? Come sentiamo tutti i giorni, insomma, ecco. Quindi, per me, volevo proprio farti fare un discorso legato anche al periodo, perché siamo in questa settimana, sarebbe la settimana sempre di Pasqua, no? Capisci? Sì. Pasqua di resurrezione. Io credo cattolico profondamente, insomma, ecco. Quindi per me bisognerebbe sempre ricordarsi, insomma, anche essendo sempre in periodo, no? Ecco, di farci sempre questo richiamo alla resurrezione, capisci? C'è sempre questa resurrezione. Non è che la resurrezione Pasqua è passata, è sempre, ogni giorno si deve rinascere, capisci? C'è un messaggio che va portato avanti, quindi c'è una resurrezione,
spirituale per chi crede, e io ti invito, l'amico, a avere fiducia, a credere, ad avere forza, questa forza che puoi trovare dentro di te, che c'è uno spirito, perché l'uomo non è soltanto una bistecca, come diceva anche il grande Bossi, no? Che anche lui, insomma, alla fine poi andando al sodo nelle battaglie della vita riconosceva, insomma, no, che l'uomo lotta perché ha bisogno di cercare di liberarsi e quindi di vivere, di cercare la sua libertà in qualche modo. Ecco, quindi capisci, anche tu ti faccio tanti auguri di poter ecco, venire fuori da questa situazione di salute, insomma, ecco, quindi lo invito ad avere tanta fiducia, tanta fede, ecco, in questo senso. Da parte mia io li invito ad avere questo, gli faccio tanti auguri, insomma, da questo punto di vista, insomma, ecco, di aver fede, ecco, in qualche modo gli faccio tanti auguri. Però questo qui non ci deve poi far dimenticare che è vita, sì, ma poi c'è anche una vita sociale che bisogna vivere, perché c'è la vita, una vita spirituale, c'è una vita sociale, di relazioni. E anche in questa vita qua, soprattutto un richiamo anche agli italiani, a sto paese, no? Di rinascere, di risorgere come italiani in qualche modo, da nord a sud, senza contrapposizioni, però riconoscersi, come afferma anche Salvini, e lo dice sempre la Lega, la ricchezza d'Italia, la diversità è una ricchezza, noi dobbiamo farla crescere questa ricchezza insieme, non contrastarci continuamente, vediamolo come un momento di ricchezza, quindi anche queste battaglie che si fanno deve aiutarci a far capire che la democrazia vera è un confronto, un dialogo, non deve essere un abbattimento, un contrastarci continuamente l'un con l'altro. Mettiamo da parte queste ideologie che ci distruggono, no, l'un l'altro. Quindi cerchiamo di vedere quello che di positivo questo paese può rappresentare, anche per le altre realtà, per l'Europa, per il mondo, per le altre situazioni di difficoltà che succedono nel mondo. Quindi è un augurio che io mi sento di dire, anche non fermiamoci, andiamo avanti, perché noi dobbiamo far capire che dobbiamo vivere in questo paese, cercare di cambiarlo, di farlo crescere, risolvere le situazioni di difficoltà, e c'è questa volontà. Vedi quello che è stato fatto e ci è stato riconosciuto anche a livello mondiale, le Olimpiadi che sono state realizzate, tutte quante sono rimasti meravigliati, ci hanno fatto gli auguri per quello che è stato realizzato con le Olimpiadi. Era stato un messaggio, nonostante tutto, di pace, in favore di pace, di questo spirito sportivo che bisogna alimentare, no? Anche nel mondo. Lo sport deve aiutare anche a far crescere e alimentare meglio i contatti tra le persone, eccetera. Superiamo insieme questi momenti, deve essere un momento di crescita anche questo referendum, perché alla fine bisogna realizzare questa giustizia, migliorare la giustizia anche per gli italiani stessi, per il nostro paese. Quindi se non c'è una giustizia che possa funzionare meglio, va bene per tutti gli italiani. Quindi cerchiamo di impegnarci e migliorare queste situazioni. Mi hai sentito? E poi ti voglio dire l'ultima, io mi sto preparando per andare a Milano, e questo confronto, ma deve essere un confronto per poter parlare alla gente, di comunicare, dare il nostro messaggio. Non è che perché la legge è così, si parla in mezzo alla gente, comunicare, non è che bisogna stare lontano, come con Papa Salvini, che è sempre anche lui in mezzo alla gente, ma tutti quanti, anche i leghisti veri. I leghisti veri devono essere sempre positivi, avere un messaggio positivo per il cambiamento, sono positivi dentro, non devono mai essere pessimisti, come dice Zaia. Bisogna essere positivi, non pessimisti nella vita. Allora si raggiungono le mete. Senti, adesso non vorrei abusare del tempo, però caro Antonino, ti saluto, ti faccio tanti auguri e ci sentiamo nei prossimi giorni. E ancora di nuovo a voi tutti, buona Pasqua di Resurrezione! Ciao Antonino! Ciao Nicolò, sei veramente un grande, come scrive Pierangela da Milano, sono d'accordo con te. Vedete,
La radio crea una comunità e stasera, come vedete, la comunità ha risposto. Uno di noi, diciamo, che ha un problema e un altro di noi che non lo conosce, non si incontreranno mai, nemmeno sanno che facce hanno questi due, però vedete, è venuto in soccorso. Questa è stata probabilmente una delle pagine migliori di questa trasmissione, i 1171 appuntamenti a oggi. Questa è la radio. Questa è la radio. E chi se ne fotte di chi parla male di noi, di chi parla male della Lega, chi se ne fotte di tutta quella roba lì, non ce ne frega niente. Andiamo un momento in pausa. Per tutti voi abbiamo Loredana Bertè con Ninna Nanna del 1981 e poi torniamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Una notte ti porterò nel mio regno vicino al mare. C'è una stella tutta mia, non va mai via. La tua bella carrozzera con i petali di un bel fiore, poi l'amore si farà finché ti va. Ninna nanna, ninna nanna, ninna nanna per noi due. Ninna nanna, ninna nanna, le mie gambe tra le tue. Potrei berti un cielo azzurro quando è l'ora del caffè, sotto un sole ferramento, non avendo pane e burro tu potrai mangiare me. Oh, oh, una notte ti porterò nel mio regno vicino al mare, dove sta solo io lo so, tu lascia fare. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19:33 minuti e 8 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Lei era Loredana Bertè con Ninna Nanna del 1981. Adesso linea ad Ale Musella, con cui concludiamo questa trasmissione. Noi ci saluteremo poi con Elio e le storie tese bis del 1999. Domani alle 8 il grandissimo Pier Vittorio Scimia con la rassegna stampa, a seguire Giovanni Sallusti, il nostro direttore responsabile con Liberamente, e poi in diretta dal Garage Gasparri in quel di Legnano, via San Bernardino al 111, ci sarà il garage dell'Alfista. Ma al telefono abbiamo in extremis la signora Lisetta. Buonasera. No, troppo tardi. Va bene, grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera, vai pure Natalia. E allora, anche questo venerdì con noi l'eccelso Ale Musella, che voglio ringraziare per il suo tempo. Ale, a Dubai vedo che c'è un bellissimo sole. Come va intanto con questo cessate il fuoco negoziato da Trump?
Ma allora, sinceramente, come ti ho sempre detto, al di là della disinformazione che c'è in Italia, qua non c'è mai stato un allertamento. Tolte, non si dice, qualche intercettazione, la vita là, per cui cioè, ci sono meno turisti sicuramente, ma come ti ho detto per me è meglio perché come vedi anche dietro, se osservi il traffico, Sì, c'è ce n'è un... un po' Sì, di appunto. se no è pieno, no? Qui ne risentono un po' i taxi, i ristoranti, alcuni stanno chiudendo per poi riaprire a settembre, perché ormai allora, questa è stagione piena, per cui Pasqua di solito è veramente piena di turisti. Io adesso sto seguendo un progetto che è il Parco della Pace, che mette insieme bambini e arte e pace, che è in una villa centrale a Dubai, nella vecchia Dubai. Normalmente il souk, per cui è pieno di persone, e ieri era veramente desolato. Quello che è legato proprio al turismo sta soffrendo. Per quanto riguarda invece le attività commerciali o le attività di lavoro o di consulenza come sono le mie, io lavoro non sul turista, per cui a me interessa poco e niente sotto questo più spazio, come ti ho detto, per poter ragionare e lavorare. Per cui sinceramente un blocco del genere a me come professionista ha portato vantaggio. Ale, però mi pare che da quelle parti non siano spariti i fuffaguru. No, no. Guarda, ne ho incontrato uno una settimana fa, per cui l'ho frequentato per 3-4 giorni. Mio padre mi ha sempre insegnato che quando sali sul ring devi sempre far finta di essere un pochino sprovveduto, perché così quello che hai davanti pensa di avere vita facile, cioè per cui abbassa la guardia per colpirti e tu lo colpisci direttamente in faccia. Questa è la base di quello che è successo in questi giorni, e cioè ho lasciato che lui pensasse di riuscire a portarmi fino dove voleva, per poi dopo alla fine fargli il fiocco, praticamente mi ha proposto come succede e come identificare il fuffaguru. Allora, si è fatto vedere come iper ambiente, no? Per cui ti offre una cena, mi fa vedere la bella macchina, ovviamente io ero molto preparato, volevo vedere proprio fin dove arrivava. Poi mi fa vedere un progetto multimilionario dove ho capito come lavori, per cui questo progetto milionario che uno dice, va bene, cioè, zero, andiamo a vedere dove. Poi mi manda un contratto nel quale c'è scritto che per accedere a questo 5% io devo dargli 50.000 euro. Ah, bene. Interessante. 10.000 dirham sono 10.000 euro subito, cash. Ovviamente io il contratto, era un contratto relativamente, cioè proprio neanche un bambino l'avrebbe firmato. Non c'erano i miei dati, non c'erano i dati della sua società, la sua società doveva essere a Berlino, mentre invece era segnata un albergo qua. Cioè, proprio un deficiente poteva firmare una roba del genere. Per cui io invece l'ho preso comunque il contratto, ho fatto una finta firma perché tanto non aveva tipo 40, perché non ha chiesto neanche i miei documenti. Io potevo dirgli che mi chiamo Alessio Musella e mi chiamavo Piero Scandura, cioè, che era esattamente la stessa cosa. L'ho fatto vedere al mio legale che gli ho detto mi elenchi le mancanze di questo progetto, di questo contratto. Gliel'ho rigirato dicendo guarda, io sulla tua buona fede, però se tu fai questo tipo di ragionamento, questo è il mio legale, questo è quello che ha detto. Ecco. Nel senso, e il problema è che queste persone qui, sai, di fronte a 10.000, uno per una settimana ti offre, poi ti fa sentire magari in colpa, no? Perché dice, ma ti offro tutto questo, non mi dai neanche $10.000 in contanti, cioè, capito? Poi per farti dire, ma tu non sei serio a fronte di quello che ti sto offrendo io perché non mi dai questi soldi. E alcune persone ci cascano, capito? E poi dopo arrivederci, grazie. Per cui qualche fuffoguro è rimasto. Decisamente, decisamente. Senti, invece parliamo d'arte. Ho visto che questa settimana il nostro Blue Dog, il cagnolino blu, si è vestito con i colori degli Emirati Arabi. Assolutamente sì, abbiamo deciso di farlo proprio perché, come ti ho sempre detto, We Love Dubai
cioè, Dubai ti ha dato tanto, ha dato tanto a tante persone, allora è il momento adesso di ricambiare, di far capire che abbiamo fiducia in questo. Io ci vivo da solo, se tu sai, vado avanti dietro al Medio Oriente da 35 anni e rimango ancora stupito di tante persone che sono andate via e magari torneranno a settembre, però sono andati via per niente, cioè nel senso non c'era motivo, e adesso che invece bisognava far capire che qua c'è sicurezza, tranquillità, si può andare avanti lo stesso, hanno preferito sparire. Io credo che anche l'arte va a raccontare un po' il fatto di essere fedeli a qualche cosa, no? E per cui, parlando con Sergei Gauia, che è il disegnatore, l'artista il logo, ho detto perché non ne facciamo una serie dedicata agli Emirati, proprio per far capire il cane. Allora, il cane in Arabia, in Udo Arabo, è visto benissimo, perché è un onnivoro, un po' visto come il maiale, per cui ufficialmente non è proprio l'animale migliore, no? Sai, io adoro i cavalli, i falchi, però io mi sono detto, il cane invece noi non stiamo parlando con i locali, perché i locali, cioè l'arabo è comunque casa sua, il cane invece è un concetto di fedeltà nostro, europeo, comunque internazionale, per cui a maggior ragione la fedeltà nei confronti di qualcosa per noi è rappresentata. E a questo punto abbiamo fatto appunto questa colorazione con i colori degli Emirati, per cui il verde, il rosso, il bianco e il nero, proprio per far significare che l'arte è un Dubai, cioè nel momento in cui c'è una difficoltà noi rimaniamo e ci crediamo. Io sono molto soddisfatto. Questa è la cosa più importante. Senti, questa settimana come sono andate le cose? Soprattutto il periodo di Pasqua, che si fa a Dubai? Allora, sai, Dubai è internazionale, per cui devo dire che io lavorando 7 su 7, 24, non me ne sono neanche accorto di Pasqua, cioè nel senso, anche perché sai, non c'erano turisti, ho lavorato in questa villa qua, amando appunto dei bambini, appunto, e la pace, e non l'ho sentito, cioè, ero da solo, per cui ho proprio lavorato con i miei collaboratori e ho salutato cioè, i miei familiari in Italia, ma c'era proprio desolazione, per cui per me è stato un giorno. Mentre invece normalmente è un po' come di turisti, c'erano tante persone che dovevano venire anche a trovarmi, che ovviamente per ragioni legate ai voli non sono arrivate, però ecco, ti dico, la vita scorre tranquilla, ogni tanto c'è brutto tempo perché sai che sono loro che lo determinano, no? Sì. Solo che alcune volte non riescono, quando ci sono gli acquazzoni o i diluvi, non riescono bene a calibrare, per cui un conto è la pioggerella, un conto è quando viene giù di tutto. E siccome Dubai a livello urbanistico è costruita male, perché comunque mai avrebbero pensato di avere alluvioni o cose del genere, alcune volte quando l'acqua scende un po' tanto crea un po' delle difficoltà, come 2 anni fa che c'è stata poco. Però secondo me da questa situazione qua Dubai uscirà più forte proprio perché nelle difficoltà trovi le soluzioni. Se non ti trovi davanti alle difficoltà, pensi che tutto vada bene e di conseguenza quando ti arriva una problematica non la sai risolvere. Adesso sta capendo che invece qua guerra, quant'altro, sono problematiche che possono toccarlo e per cui stanno trovando le soluzioni. Quindi anche questo, come diceva sempre mio padre, nel momento di difficoltà devi trovare la forza di andare avanti. E in questo caso, secondo me, torneremo più forti di prima. Sono molto soddisfatto anche di questo. Questo indubbiamente. Senti, l'artista di questa settimana chi è? Moreno Bondi, adesso ti faccio capire anche perché sono arrivati oggi gli arazzi d'arte. Wow. Che ti faccio vedere, per cui bellissimi. Per cui questi qui, che sono, arriva da un disegno. Hanno uno stile molto anni 60. Lui tra l'altro è un accademico, per cui è molto molto bravo. Aspetta che vediamo. Si vede? Sì, sì, stupendo. Qui viene fuori da olio su tela e poi dopo abbiamo deciso con Rufo Colli, che è un'eccellenza italiana,
di realizzare questi arazzi d'arte. Saranno edizione limitata, per cui saranno soltanto 9. La dimensione è 1,5 metri per 1,5 metri, e poi va anche tra 1,80 metri e 1,5 metri, e per cui di fatto sono un'opera d'arte portata su tela. Sono molto soddisfatto per la qualità. Io diverse volte sono andato a Como, dove appunto risiede la Ruffo Coli. Abbiamo collaborato, abbiamo scelto insieme di fare questo progetto che si chiama, aspetta che me l'ha detto, perché sono arrivati oggi. Sì. Per cui è proprio, si chiama Eidora. Allora, Eidora by Ruffo Coli, da un'idea condivisa mia e con il management. Abbiamo messo insieme questa crasi, no? Per cui italiana del tessuto, il concetto rinascimentale di aratto, e invece adesso Moreno è il primo di tanti artisti che sceglieremo, ne faremo 3 all'anno, proprio per renderlo un po'. Presenteremo ufficialmente, penso il prossimo mese, il progetto, che invece adesso è una realtà. Sono arrivati qui e già li presenterò nel prossimo evento che faccio per i bambini. Colgo l'occasione di raccontare un po' anche l'eccellenza e la storia del tessuto italiano. Molto bene, molto bene, molto bene. Senti, che si fa stasera in quel di Dubai? Allora, oggi è mercoledì, io sto facendo diverse cene a casa, proprio perché i ristoranti sono chiusi, a parte che io preferisco sempre fare a casa perché c'è più tranquillità. Poi lo sai che è una home gallery, di conseguenza per me è sempre motivo anche di chiacchierare e di dialogare sull'arte. La galleria di Dubai Hills invece va avanti, quella è su strada, però come ti ho detto ogni sera bene o male 4-5 persone arrivano, poi alcune volte faccio magari una festa, arrivano anche 30-40 persone, però è un dialogo continuo e devo dire che sta funzionando. Anche questo, se non ci fosse stato questo, chiamiamolo lockdown legato alla guerra, probabilmente sarebbe stato più difficile, perché è più facile che la gente vada al ristorante, vada nei locali, mentre invece adesso si sta tornando alla bellezza del condividere all'interno di uno spazio privato, di una casa, in questo caso, ripeto, piena d'arte, per cui ho notato che c'è proprio piacere di venire quando sanno che invitano persone, perché si fa un buon network, proprio perché anche la casa che ho scelto, l'avete già vista più volte, però è molto accogliente. Ho scelto questo spazio grande, legato poi anche alle vetrate, in modo tale che ci sia una luce naturale, e questo poi è premiante perché la gente si sente a casa, per cui io sono molto soddisfatto. Molto bene. Senti, allora, noi ci ritroviamo tra una settimana e grazie come sempre del tuo tempo e grazie ancora per averci dato spazio a casa tua, oltre che anche una galleria, ricordiamolo ai nostri ascoltatori. Perfetto, allora è stato un piacere, spero di avervi dato anche qualche notizia su Dubai. Ricordatevi sempre che dovete un po' calmierare le notizie che arrivano. Qua non siamo in guerra, non ci sono allarmi da qualche giorno, e poi quando sono allarmi sono estremamente limitati. Per cui se pensate di venire a Dubai, fateci un salto, perché al di là delle problematiche legate agli aerei, adesso proprio non c'è motivo. Molto bene, grazie Ale, un saluto. C'è Nicola che cambia le corde, il suo basso protesta, ha bisogno di musica. Mentre Davide resta in disparte, ripensa a Sant'Ana, a quel giorno a Bologna. C'è Paolone che pensa alla fregna, c'è Christian che pensa anche lui alla fregna. C'è Sergino che chiede da bere, gli do il mio bicchiere e si fa fare un pis.
Peace, peace. La gente vuole solo peace, peace. Le code bruciano le peace. Finché c'è musica. Peace, peace. Vagoni pieni di tormento. Peace, peace. Col cuore in gola disperato. Peace. C'è John Holmes con la donna volante, lui stringe il volante, lei stringe il suo bis. Super giovane ha rotto la Vespa, è sul ciglio che aspetta di prendere il bis. Il pippero ci ha rotto i coglioni, noi siamo cresciuti a bistecche di bisonte. Prego Dio che ne valga la pena. Giriamo la scena dell'ultimo bis. E vesti tutto e vesti niente bis, bis. Da voi richiesto ripetutamente bis. Dai, facciamo sto cazzo di bis, bis. Che a Manconi c'è da fare bis, bis. Saliamo ancora da canzone bis. Vi è piaciuto il concerto stasera? Se sì, rispondete. E ora siamo di fronte ad un bivio. Può andare a fanculo suonarvi dei beat. E questa è la sigla alla fine del film. Ma questo qui non è mica un film. Questa è la vita. Ma la vita non ti dà la possibilità che il bis, bis. Anche se sarebbe bello bis, bis. Ma quale cazzo di bis, bis.